Un positivo può trasmettere l'infezione. Io ritengo molto più pericoloso un positivo non ammalato che un positivo ammalato, perché il positivo non ammalato va in giro e trasmette la malattia. L'ammalato sta in ospedale in una condizione di sicurezza, di contenimento e non trasmette la malattia a nessuno. Io personalmente sono più preoccupato dei positivi non ammalati. Il caso di Vo è una situazione epidemiologica unica, nel senso che un'intera comunità è stata isolata, quindi, e sono stati testati tutti. Quindi questo significa che avremo i dati finalmente una volta per tutte per calcolare il coefficiente di riproduzione del virus, avremo i dati per stratificare la popolazione a secondo diversi criteri per vedere chi è più suscettibile, quali sono le fasce e classi di età che si ammalano, quelli che non sviluppano sintomi e quelli che invece sviluppano una malattia grave, e quindi potranno essere aggregati e disaggregati per diversi parametri. Quindi chiaramente questo gruppo unico nel suo genere ci darà tutta una serie di risposte importantissime per poi prendere delle decisioni di carattere operativo. Ecco, quindi vorrei dire, ecco, non è che Vo è un gruppo sperimentale, noi non stiamo facendo nessun esperimento sui pazienti di Vo. I pazienti di Vo, cioè il personale, gli abitanti di Vo sono stati tutti quanti analizzati, è una situazione epidemiologica unica che ci permette di dedurre tantissime informazioni di sanità pubblica che aiuteranno a prendere decisioni importanti. Quindi l'indagine su Vo è chiusa? Dunque l'indagine su Vo in questo momento il campionamento è chiuso.